Punto vaccini anti-Covid aperto a Rondobrenta da lunedì prossimo, uno spazio, il centro socio-ricreativo di Via Friuli, scelto proprio per le sue caratteristiche, come ha potuto constatare anche la sindaca Elena Pavan, in sopralluogo prima dell'adeguamento dei locali. C'è una sala grande, ci sono una piccola infermeria ed uno spogliatoio, un parcheggio e una facilità anche proprio perché non ci sono barriere architettoniche di accesso che hanno fatto individuare questo come il posto giusto per la vaccinazione. Quanta gente è previsto che verrà qui? Qui viene qua tutte le persone del comprensorio bassanese e speriamo che con tutta la gente che vede il nostro quartiere si possa avere anche dei vantaggi non imminenti ma col futuro. E intanto spostate in altra sede le attività che funzionavano nei locali del centro. Che è stato fatto un grande lavoro di squadra e di sforzo da parte di tutte le persone che utilizzavano questo spazio, in particolare la dirigente Marchetti ha trovato un posto alternativo dove far fare il doposcuola ai bambini e qui c'è anche una scuola di italiano per donne straniere che si sposterà temporaneamente in Villa Angaran San Giuseppe. Questa convenzione, l'utilizzo di questi spazi per la vaccinazione da convenzione con il comune di Bassano durerà fino al 30 settembre, salvo dopo vedere in base alle esigenze e l'andamento della vaccinazione se ci dovranno essere delle modifiche rispetto a questo termine.